Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Uccide la figlia disabile e si impicca. Tragedia della solitudine a Corleone nel Palermitano. Il contesto familiare era stato segnato dalla recente scomparsa del marito della donna. Mattarella celebra Palermo, capitale italiana del volontariato 2025. Il Presidente della Repubblica, accolto con applausi alla cerimonia di chiusura, ricorda che quasi 5 milioni di italiani dedicano il proprio tempo a chi ha bisogno, sono veri patrioti. Per la società italo-belga che gestisce i lidi balneari nel litorale di Mondello arrivano i commissari. Sono 3 e li ha nominati il prefetto di Palermo, che ha rilevato all'interno della società la presenza nel tempo di oltre 20 persone legate da vincoli di parentela con appartenenti a famiglie mafiose. Ad Agrigento situazione fuori controllo per l'ennesima emergenza idrica. La rete Colabrodo trasforma le strade in torrenti. In Via Verdi e a San Leone nuove perdite mandano in tilt traffico e residenti. A Catania via San Francesco l'Arena trasformata in una maxi discarica grazie agli incivili che abbandonano in massa i sacchetti di immondizia. Le immagini dello scempio. Al Teatro Pirandello di Agrigento My Name is Michael fa il pianone. Alessio Piuma fa rivivere l'energia e l'eredità del divo statunitense con musica dal vivo e coreografie spettacolari. Calcio, Catania da primato nei numeri e anche nelle prestazioni. Con il Crotone arriva un altro successo al Massimino e la conferma del primo posto in classifica. Per il Siracusa invece un pari che sta di sconfitta. In Serie B domani tocca al Palermo, impegnato al Castellani contro l'Empoli. L'obiettivo è il rilancio definitivo in classifica. Bentrovati, dunque in apertura il dramma della solitudine di Corleone nel Palermitano. Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è suicidata. 8 mesi fa aveva perso il marito. Simona Mazzone. Giuseppina deve eseguire un esame clinico, ma non si presenta dal medico. I parenti preoccupati chiamano casa senza ricevere risposta. Così scatta la telefonata al 118, poi ai vigili del fuoco e poco dopo arrivano anche i carabinieri. La scena è agghiacciante. Madre e figlia ritrovate morte nella loro casa di Corleone. Secondo una prima ricostruzione, la mamma Lucia Pecoraro di 78 anni ha ucciso la figlia Giuseppina Milone di 47, che soffriva di una forma di autismo, strangolandola con una corda e poi si è tolta la vita impiccandosi. Fatti confermati dal medico legale. Una tragedia familiare sulla quale gli investigatori stanno indagando. Le salme sono state riconsegnate ai parenti. La donna aveva perso il marito 8 mesi fa, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi. Si è così trovata sola a gestire la figlia disabile. Non è chiaro se questo possa essere alla base del gesto o se ci sia dell'altro. In paese c'è incredulità e sgomento. Un vicino di casa ancora sotto shock racconta che conosceva la famiglia e che parenti e vicini sono sempre stati al fianco di Lucia, soprattutto dopo che ha perso il marito Salvatore. Facevano lunghe passeggiate, dice. Quando ho sentito la notizia mi si è raggelato il sangue. I volontari sono dei veri patrioti, così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della cerimonia di chiusura di Palermo, capitale italiana del volontariato, al Teatro Massimo del capoluogo. Lunghi applausi per il Presidente Marco Bulla. Terzo settore tra i motori d'Italia, la conferma arriva da Palermo che oggi al Teatro Massimo ha celebrato la cerimonia di chiusura dell'anno come capitale italiana del volontariato. L'iniziativa si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto con un lungo applauso al suo ingresso in teatro. Secondo i dati Istat più recenti, i volontari e le volontarie sono il 9,1% della popolazione, pari a circa 4,7 milioni di persone. Lo ha sottolineato con orgoglio il Presidente Mattarella. Rappresenta un patrimonio impressionante, un patrimonio basato sulla gratuità, un impegno sia organizzato sia individuale che riflette una comunità non ripiegata su se stessa,
La nomina di Palermo capitale italiana del volontariato 2025 ha dato vita a un calendario fitto di eventi, laboratori, progetti e incontri che hanno animato la città con uno spirito collettivo rinnovato. Bellissima risposta data da tutta la cittadinanza. Abbiamo tirato fuori tutta una serie di incontri, abbiamo incontrato belle persone, tantissimi giovani. Il presidente Mattarella in chiusura ha elogiato tutti coloro che fanno volontariato. Le associazioni che si prendono cura anche della natura, dei nostri beni culturali, del nostro ambiente, che curano ferite presenti nella nostra società, che animano periferie e territori in preda allo sconforto dell'abbandono, veri e propri patrioti. Il prefetto di Palermo, rimaniamo a Palermo, ha nominato 3 commissari per il controllo della società italo-belga che gestisce i lidi balneari del litorale di Mondello. La prefettura ha rilevato che all'interno della società hanno lavorato nel tempo 21 persone legate da vincoli di parentela con appartenenti a famiglie mafiose. Sentiamo intanto le prescrizioni che la società dovrà seguire con Manlio Viola. Scatta la procedura di prevenzione collaborativa per la Mondello Immobiliare Italo-Belga, la società che gestisce la spiaggia di Palermo. Si tratta di quello che il leader di controcorrente Ismaele Lavardera chiama commissariamento della società per infiltrazione mafiosa. In realtà la prefettura ha escluso di emanare un'interdittiva antimafia nei confronti della società e ha avviato un percorso di risanamento per quella che considera a norma del codice antimafia una infiltrazione mafiosa occasionale e inconsapevole. Si tratta di una procedura introdotta di recente che punta a tutelare gli interessi economici e l'occupazione delle aziende locali. Di fatto la prefettura ha emanato 21 prescrizioni alle quali la società dovrà attenersi collaborando con le istituzioni. Ci sarà un funzionario prefettizio che vigilerà sull'attuazione insieme ai vertici della società che sono considerati estranei alle infiltrazioni. Di queste 21 prescrizioni 10 erano già state portate a termine autonomamente, dice la Italo-Belga, che saluta comunque il provvedimento con favore e comunica che collaborerà rispettosamente con la prefettura. La società proseguirà la sua attività, si legge in una nota della Italo-Belga. Già nei mesi scorsi era stato avviato un percorso di revisione interna dei processi di controllo che ora verrà integrato con le prescrizioni della prefettura. Questo rende improbabile, anche se non impossibile, che la procedura di decadenza della concessione avviata dalla Regione vada in porto e dunque quasi certamente nel 2026 e forse anche nel 2027 la spiaggia di Mondello resterà come l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni. Poi però scadrà la concessione e il demanio marittimo andrà a bando secondo le nuove regole che prevedono la divisione in 14 lotti, di cui 7 di spiaggia libera. Agrigento ancora e di nuovo alle prese con l'ennesima emergenza idrica, strade trasformate in veri e propri flussi d'acqua e una rete ormai ridotta in colabrodo. In Via Verdi e a San Leone nuove perdite mandano in tilt il traffico e i residenti, situazioni davvero fuori controllo, come ci racconta Davide Sardo. Immagini che parlano da sole. Agrigento fa i conti ancora una volta con una rete idrica che è ormai un colabrodo. L'emergenza di oggi è in via Giuseppe Verdi, traversa di via Manzoni. La strada è invasa dall'acqua, marciapiedi, muri, ingressi delle abitazioni, tutto è completamente bagnato. Dal sottosuolo esce un flusso continuo che scende per tutta la via e finisce su via Manzoni, una delle zone più trafficate della città. La scena è chiara. Non è un semplice guasto, non è un episodio isolato, è l'ennesima dimostrazione di un sistema che non regge più, un problema che si ripete ovunque, che trasforma le strade in percorsi a rischio. L'acqua scorre senza sosta, litri e litri sprecati, ma soprattutto un pericolo, pedoni costretti a camminare tra pozzanghere e asfalto scivoloso, automobilisti che devono evitare tratti ormai impraticabili. E non finisce qui. Un'altra perdita viene segnalata a San Leone in via Caterina d'Altavilla. I residenti, esasperati, filmano tutto e denunciano la situazione. Acqua che emerge dal terreno e invade la strada mentre nessuno interviene. È l'immagine di una città che vede andare in fumo una risorsa preziosa. Una città che osserva, impotente, la propria rete idrica cedere pezzo dopo pezzo. Un colabrodo che trascina con sé sicurezza, decoro e fiducia. Agrigento, ancora una volta, è sommersa da acqua che scorre dove non dovrebbe e da problemi che sembrano non fermarsi mai.
Andiamo a Messina. Dalle intercettazioni nell'ambito dell'indagine che ha portato all'arresto di Francesco Stagno dal Contres, le trattative e le richieste in denaro dell'ex primario alle aziende farmaceutiche e produttrici di attrezzature medicali. Francesco Triolo. Il telefonino sotto controllo, microspie nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico di Messina e anche in auto. Le orecchie degli investigatori hanno ascoltato e poi rendicontato tutte le trattative dell'ex primario Francesco Stagno dal Contres con le aziende farmaceutiche di prodotti medicali per quelli che considerava contributi al congresso del SICPRE che si è tenuto ad ottobre 2024 a Giardini Naxos. Dal Contrex, ex parlamentare per 4 legislature, molto noto a Messina, e ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che ha complessivamente 31 persone indagate. Così le intercettazioni il 29 agosto 2024 hanno carpito come una sponsorizzazione da 1.000 euro era considerata da pidocchiosi, come l'ha definita dal Contres, pronta a cacciare dal reparto la responsabile della Kir Medical. Qui non entra più, non le ordino più nulla, ha detto. Una frase che il professore ha condiviso con Francesca Melita, capo della sala operatoria della chirurgia plastica del Policlinico, addetta a predisporre gli ordini dei prodotti medicali per il reparto. Ho un congresso, io devo campare, voi capite, ha detto il primario riguardo la necessità di ordinare prodotti dalle aziende sponsor. Melita, scrive il GIP, reagisce esprimendo la piena consapevolezza della illiceità del loro agire, prospettando il rischio di un processo penale per la procedura adottata. Melita consiglia di non ritirare l'ordine per evitare sospetti e di far passare la richiesta come un acquisto diretto, eludendo di fatto la gara d'appalto. Secondo quanto stimato dagli investigatori, l'ammontare complessivo delle somme incassate per il congresso si aggira sui 700.000 euro. Dai documenti inoltre è emersa la sistematica falsificazione, scrive ancora il GIP, della presenza in servizio del professore Stagno dal Contres al Policlinico, in coincidenza con le operazioni che eseguiva in una clinica privata di Ortoliuzzo e anche al congresso stesso del SICPRE a Giardini Naxos. In arrivo una class action da parte del gran numero di studenti bocciati ai test di medicina. Per gli studi legali ci sono profili di incostituzionalità della riforma, violata la privacy. Sentiamo Lorena Dolci. Le chiamate dalla Sicilia sono tantissime per l'adesione al ricorso CEDS, per l'adesione al maxi ricorso UDU. Sono una valanga i ricorsi da tutta Italia contro il flop dei test per l'accesso alla facoltà di medicina, superati da circa il 12% dei partecipanti, dato siciliano in linea col resto d'Italia. Una vera e propria class action da parte dei tanti studenti che hanno seguito il semestre filtro per l'accesso in medicina, che alla fine però non hanno superato con il punteggio di 18 le 3 prove di biologia, chimica e fisica. Questi dati negli atenei di Palermo e Catania. Noi chiediamo l'ingresso in sovrannumero e in prima sede. Questi ragazzi stavano dentro, quindi sono mesi che stanno dentro all'università e devono proseguire a studiare medicina, odontoiatria, perché noi vogliamo tutelare il loro diritto allo studio con una legge che oggi sul semestre filtro è completamente incostituzionale. Il vizio principale è la violazione dell'anonimato. I ragazzi si trovano con 4 tagliandini uguali con dei codici alfanumerici, con la commissione che passa tra i banchi può vedere questi codici alfanumerici. Al di là dell'esito del ricorso, resta la polemica sull'organizzazione del semestre di prova introdotto con la riforma Bernini. Studenti e anche tanti docenti criticano i programmi eccessivi rispetto al tempo, un risultato che rischia di avere conseguenze sull'intero sistema sanitario. Se al secondo appello non ci sarà una rimonta, il numero di studenti ammessi a medicina potrebbe essere inferiore ai posti disponibili. A Catania, sacchetto selvaggio colpisce duro nella zona dell'aeroporto. Vi mostriamo l'indecoroso stato di via San Francesco l'Arena, dove la strada è trasformata in una maxi discarica a cielo aperto. È andato per noi Tonino De Mana. Montagne di spazzatura a pochi passi dall'aeroporto di Catania e a pochi metri dai lidi della playa. L'ennesima cartolina di ordinario degrado arriva da San Francesco l'Arena, dove la strada che vedete è trasformata in una discarica a cielo aperto. Materiali di ogni tipo, dai materassi ai sanitari in disuso, dalla plastica agli scarti edili, vengono depositati per terra. Da queste parti Sacchetto Selvaggio colpisce con sconcertante facilità. A volte è difficile persino farsi largo tra i rifiuti per accedere nelle proprie residenze. È più che una pattumiera, è un'indecenza, è una discarica pubblica a cielo aperto e questo non è degno
della storia della città di Catania. Non le manda a dire Pippo D'Urso Somma, secondo cui la raccolta differenziata a Catania sarebbe stata soltanto un flop. Noi siamo quelli che pagano di più per avere il servizio peggiore. Rimettiamo i cassonetti, non ce la facciamo, perché con i cassonetti si mette tutto là dentro. Sono tanti i messaggi inviati alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005, ma più che segnalazioni sono disperate richieste di aiuto o di intervento. Teatro e musica, tutto esaurito al Teatro Pirandello di Agrigento per My Name is Michael. Alessio Piuma fa rivivere l'energia e l'eredità del divo statunitense Michael Jackson con musica dal vivo, coreografie spettacolari e un ensemble che incendia la scena. Vediamo. Un viaggio potente, iconico, carico di energia. Al Teatro Pirandello di Agrigento è andato in scena My Name is Michael, lo spettacolo che rende omaggio alla leggenda del pop mondiale, Michael Jackson. Sul palco Alessio Piuma ha guidato il pubblico nella straordinaria storia artistica del re del pop. Musica dal vivo, danza e immagini sono intrecciate in un racconto intenso, emozionante. Le coreografie e le scenografie hanno ricreato l'atmosfera dei grandi tour internazionali. Accanto a Piuma, un ensemble numeroso di ballerini artisti ha riportato in vita i momenti più iconici della carriera di Jackson, i successi senza tempo, le performance che hanno cambiato per sempre la musica. Una pausa adesso, tra poco una ricca pagina di sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, il grande Catania che batte il Crotone e consolida la vetta della classifica con un gruppo compatto, pochi rischi e numeri incredibili nonostante le assenze, come ci racconta Marco Carli. Il calcio regala emozioni e i tifosi del Catania lo sanno bene per il passato e per un presente che racconta di successi e ambizione. Il calcio propone prestazioni come quella del Catania con il Crotone, quasi perfetta nonostante le tante assenze, con interpreti come Quaini e Casasola sugli scudi, ma con un gruppo che esalta le individualità. 2-0 con un solo vero rischio subito. Il calcio lo spiegano i numeri e quelli del Catania al Massimino sono impressionanti: 25 punti su 27 disponibili, 0 gol subiti in stagione e imbattibilità interna di Dini che sale a 810 minuti. Sono 20 i gol fatti in casa. Noi dobbiamo essere tutti consapevoli del campionato che stiamo affrontando, delle difficoltà che ti offre questo campionato, dei numeri che sta facendo questa squadra e ripeto, devo fare dei complimenti incredibili a questi ragazzi perché sono straordinari. La partita la sblocca il primo gol di Corbari in campionato, meritato, voluto, semplice in questo caso, ma vale il senso della posizione per essere al posto giusto e mettere in rete. Partita in discesa, pochi rischi come detto, e nella ripresa il gol del bomber Lunetta dopo una bella azione che parte da Casasola e passa per D'Ausilio. Per il Jolly rossazzurro è il ritorno al gol dopo quasi 2 mesi. Diciamo che era da un po' che non segnavo e sentivo un po' questa esigenza di segnare, però ero anche tranquillo perché avevo sempre avuto occasioni in tutte le partite, quindi sapevo che stavo lavorando bene e che il gol sarebbe arrivato prima o poi. Siracusa beffato al 97esimo dal Foggia per gli azzurri di Marco Turati, in 10 per quasi tutta la partita, solo un pari che sa di sconfitta ma che mantiene gli aretusei in piena corsa salvezza. Petrolito. FVS direttore di gara protagonisti nel bene e nel male al Nicola De Simone, dove il Siracusa si fa raggiungere sul 2-2 dal Foggia al 97esimo dopo aver assaporato una vittoria che sembrava ormai in pugno. Azzurri avanti alla primissima occasione al 12esimo con Contini che sugli sviluppi di un'azione di Limonelli ben rifinita da Parigini insacca da distanza ravvicinata. Il pari foggiano arriva qualche minuto dopo in seguito ad un fallo da ultimo uomo su Fossati commesso da Bonacchi che viene espulso e consente a Garofalo di segnare dagli 11 metri la rete del provvisorio 1-1.
Al 24esimo è ancora una lunga revisione a convalidare la rete di Ba, che arriva con un tocco sulla linea dopo una deviazione all'indietro della difesa rossonera. Nella ripresa, dopo una parata miracolosa di Farroni al minuto 59 su Winkelmann, il Siracusa è l'occasionissima per portarsi sul 3-1, ma all'80esimo, alla conclusione ravvicinata di Frosali, viene parata in tuffo da Perrucchini. La doccia fredda per gli azzurri si materializza al 97esimo, sul contestatissimo calcio di punizione assegnato alla squadra ospite dal limite, e sui cui sviluppi i pugliesi siglano la rete del definitivo pareggio ancora con Garofalo, che tutto solo in aria batte Farroni con un diagonale imparabile che vale il 2-2 finale per il grande rammarico dei 3000 del De Simone. Domani pomeriggio Palermo impegnato al Castellani contro l'Empoli, rosanero a caccia della vittoria che possa far fare il salto di qualità anche in classifica. Marco Gulla. La vittoria contro la Canarese ha spazzato via i nuvoloni di crisi? Il Palermo può ancora puntare alla promozione diretta? Domande che potrebbero avere una risposta domani al Castellani. Rosanero che affrontano un Empoli in forma. 3 vittorie consecutive hanno permesso ai toscani di riaffacciarsi nella classifica che conta. E poi c'è l'ex Dionisi in panchina, voglioso di riscatto. Ad Empoli il Palermo non ha più alibi. Se i siciliani vorranno cambiare abito e indossare lo smoking, dovranno necessariamente fare punti. Rosanero che devono però fare i conti con una tradizione negativa allo stadio Castellani. Nei 13 precedenti tra Empoli e Palermo in Toscana, i siciliani hanno vinto una sola volta a fronte di 7 successi degli azzurri. I pareggi sono in tutto 5. Molte di queste sfide si sono giocate in Serie B. Inzaghi dovrebbe ancora una volta lasciare Brunori in panchina, ormai è un caso. Poyampalo sarà supportato verosimilmente da Palumbo e Basic. Gomez e Gyasi tornano tra i convocati, ma partiranno dalla panchina. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Ranocchi e Segre. In difesa non cambia nulla: Beresischi, Bani e Ceccaroni. Dionisi non si è lasciato bene con la società rosanero e anche con i tifosi, ma se il Palermo l'anno scorso ha fallito, di certo la colpa non è stata solo sua. Loro vengono da 3 vittorie e 0 gol subiti, per cui sono chiaramente in grande forma, però secondo me noi veniamo da una grande prestazione, abbiamo voglia di dare continuità alle nostre prestazioni al di là dei risultati, perché la squadra ha dimostrato di saper giocare anche un grande calcio quando vuole, e voglio rivedere tutte queste cose. Ancora una pausa, a tra pochissimo. Ritorniamo in studio, siamo in chiusura. Prima dei saluti ancora una notizia che arriva da Messina, perché uno studente messinese No Ponte querela il ministro Salvini dopo gli attacchi subiti sui social, dopo che il ministro aveva postato il vice premier aveva postato un video. Lo studente, si chiama Dario Costa, 21 anni, ha annunciato appunto di aver deciso di querelare il ministro dei trasporti Matteo Salvini e leader della Lega. Lo scorso agosto aveva postato un video modificato in cui si vedeva al rallentatore lo studente che protestava contro il ponte sullo stretto durante una manifestazione, dicendo che il ponte sullo stretto è un atto delinquenziale. Sui social, in seguito a questo video postato da Salvini, si scatenarono tantissimi commenti anche contro il giovane che ricevette minacce e ingiurie. Per questo motivo Costa decide di querelare Salvini, quindi uno studente che querela un ministro. Questa era l'ultima notizia, dunque io per questa sera è tutto, da parte mia e dei tecnici della regia un grazie e un buon proseguimento di serata, arrivederci.